Un'interessante iniziativa sarà presentata sabato in prefettura alla stampa, alla città, relativamente alla presentazione al TTG Rimini di Agrigento Capitale della Cultura, ecco, dove voi sarete, diciamo, i principali partner dell'iniziativa. Come mai questa idea viene proprio dalla CNA di Agrigento? Allora, la CNA di Agrigento come ogni anno partecipa al TTG di Rimini che inizierà domani e fino alle 13 saremo lì, proporremo i nostri percorsi turistici con le aziende, con le imprese artigiane, ma anche proponendo il nostro territorio con le sue bellezze artistiche, paesaggistiche, naturali e culturali. Ovviamente saremo lì presenti all'interno di questa meravigliosa fiera internazionale nel stand di CNA nazionale, e all'interno degli eventi proposti dalla CNA daremo spazio alla presentazione del progetto Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Sarà presente il sindaco Micciche e quindi promuoveremo questo progetto Agrigento Capitale Italiana della Cultura, ma la novità importante è rappresentata dal fatto che sabato in prefettura organizzeremo un evento di presentazione, perché porteremo ad Agrigento i buyer, 8 buyer internazionali appunto nell'ambito del TTG di Rimini. Li porteremo qui per andare a visitare le aziende e il territorio, appunto per promuovere territorio, imprese, economia nel segno del turismo esperienziale. Presenti al TTG di Rimini in un'iniziativa congiunta organizzata anche dalla CNA per presentare appunto la Agrigento Capitale della Cultura. Sindaco. Sì, ringrazio il CNA per avermi invitato, per avermi dato l'opportunità di far conoscere a tutti i frequentatori di questa fiera, quindi gran parte degli italiani, e questa nostra vittoria, questa nostra opportunità, Agrigento Capitale della Cultura 2025. Penso che è arrivata la svolta che potrà dare una nuova connotazione anche italiana alla nostra Agrigento.